Alfonso Lazzara, lei ha subito un'intimidazione, ha lasciato il comitato cittadino, il comitato dei commercianti per protestare contro l'apertura del centro di accoglienza per minori non accompagnati. Ecco, perché questa scelta ha deciso di tirarsi fuori, almeno come portavoce del comitato? Ecco, è bene che hai precisato, assolutamente non sono uscito dal comitato, mi sono dimesso da portavoce per un atto di protesta nei confronti delle istituzioni, per primo nei confronti della prefettura, dello Stato, che fa il blitz del 14 agosto, la sera del 14 agosto, che ci porta all'insaputa di tutti, porta questi minori tra virgolette non accompagnati in questo genere, quando ognuno è a mare a farsi il bagno, a organizzare la cena di Ferragosto. Secondo, contro le istituzioni locali che dicono sempre di non sapere nulla, ma la realtà è che i minori sono arrivati anche attraverso i pareri rilasciati dal comune di Porto Empedocle. Alfonso Lazzara dunque fa un passo indietro, può essere un segnale di debolezza oppure per rilanciare con forza l'azione, per dire no a queste scelte? Ma assolutamente no, non è un volere lasciare. E stasera noi organizziamo una riunione di cittadini e commercianti presso la sede della mia attività per iniziare una nuova serie di azioni di protesta per continuare la battaglia che oltretutto vede al nostro fianco anche la Chiesa. C'è stata una dichiarazione da parte di Don Leo, il prete cittadino, che ha detto che non sono questi i modi di fare accoglienza.